Emi Schilla, buongiorno. Buongiorno. Emi Schilla, io ho detto già, tu devi sapere che questo è il covo del rap made in Campania, made in Sud. Me l'hanno detto. Ecco, allora, quando poi ho letto tutta la tua bio, ho scoperto che tuo papà, Mia mamma. tua mamma è palermitana. Esatto. Ho detto, sto guaglione può venire, insomma, perché c'ha... Qua nordici vieni, no, manco morto. No, non esageriamo, però più o meno, insomma, ti presento Gigi Finizio, perché poi che è successo? Grande Gigi. Che mi ha chiamato Gigi, che come sai è tra i re in assoluto, Sì, no? sì. Della musica sud, ma anche del resto d'Italia, per sua fortuna. Proprio qui nacque un incontro con Clementino. Proprio conosco. ti ricordi? Sì, Quando sì. faceste insieme una roba tutta improvvisata? Dico, Sì, allora, sì. siccome Finizio l'ho già svezzato, l'ho già sverginato col rap, li ospitiamo tutti e due. Allora, Bene. ma Maracanã te l'hanno commissionata oppure ti è venuta perché come tuo omaggio ai mondiali? Guarda, probabilmente sarebbe nata comunque, però è nata comunque su commissione. E di conseguenza appunto ho chiamato Fish, che è il produttore, e abbiamo fatto questo brano che poi è andato Senti, bene. una domanda, poi ti faccio delle domande sul Napoli. Io sull'ultimo numero di Vanity Fair ho letto delle cose un po' strane, volevo che tu mi confermassi o meno. Sull'ultimo o su Sì, quello questo qua che è uscito ieri. Ah, Questo, vai. c'è tutta la mappa dei rapper, no? E diciamo che nel pezzo si insiste molto su questa sorta di guerra continua tra voi gruppi, tra voi fazioni, tra voi etichette. Io non mi ci ritrovo, perché ogni volta che poi incontro dei rapper quasi mai nessuno mi dice delle cose brutte dell'altro. Invece qua insomma, un po' si allude a questa guerra tra voi gang quasi, no? Ma ti risulta a te sta cosa? No. Cioè, Ah, quello è il viaggio dei giornalisti che vogliono riprodurre un po' il modello americano, di quelli che si sparano dalle macchine, robe così, ma qua in realtà al limite ci si becca, se proprio non ci si piace ci si dà due schiaffi, voglio dire, però finisce lì, non c'è la guerra. Quantomeno io, che penso una persona intelligente, penso agli affari miei, a fare il mio lavoro fatto bene, finché nessuno mi viene a pestare i piedi. Quelli poi stupidi che stanno lì a rompersi le balle a vicenda perché non hanno niente da fare, vuol dire che non lavorano. È come se tu non lavori, oggi non arrivi a casa tutto il giorno. succede così anche a Napoli tra i cantanti napoletani, quelli che lavorano meno, Finizio è così, no? Rompono i coglioni a quelli che invece poi pensano solo a lavorare, quindi... Sì, diminuiscono il cachet per rompere i coglioni. No, ma a loro non succede la storia del cachet, secondo me. No, appunto, io ho sentito parlare che i giornalisti, insomma, c'è una vera battaglia, no? Sparano dalle macchine gli americani, no, che basta mettono 1.000 euro in meno da Cioè, capito che ha detto Emiliano, Gigi? Lì almeno fanno le guerre, quelle là proprio serie. fisica, qua è una guerra economica. E invece tra cantanti napoletani si usa per fare uno sgarro all'altro a abbassare il cachet. Allora, se Emi Schilla costa 5.000, diciamo Finizio Schilla per farti la guerra dice 2,5. No, ma porca, nemmeno. capito? Ah, ok, vai a suonare a me, no? Dici, così chiamano soltanto te. È controproducente per te, però. Che vedi, questo è un programma che ama moltissimo contaminare, mettere insieme culture diverse, facce diverse, quando si tratta di persone che si rispettano a vicenda, no? Chiaro. Allora io ci scherzo molto sulle diversità tra nord e sud, mi incazzo molto quando coglioni leghisti, che non sono assolutamente quelli che vivono nel nord, per fortuna, ma sono quattro Vabbè, ma ci sono, non siamo noi, ma ci sono comunque, io sto in Brianza, quindi figurati, proprio la Padania. Ma ci sono, no, ci sono quelli che dicono, Sì. insomma, ma aspetta Si chiama Pino D'Angelo, ti giuro. aspetta un momento, 021 Ma non è napoletano. Ma non è un No, non lo so, però canta comunque in napoletano. Chi sta in un pozzotto? Aspetta un momento, 081 63 7000. Grande, arriverà. Ah, arriverà. Arriverà, sì, ce l'ho in testa. Ah, perfetto. Ce Con l'ho in chi? testa. Non si dice ancora perché ancora in realtà non è che ci ho buttato le basi, però mi sta frullando l'idea in testa. Tanto li conosco tutti, quindi. Ma prendine uno proprio. Ma in realtà ne ho fatto tipo uno, Luca e Enrico Sango lo conoscete. Io sono nel suo disco solo, quindi già abbiamo collaborato in realtà comunque. Ma nel nuovo disco? Nel nuovo? No, perché no, L1. Ah, quell'altro. Il disco precedente. Il C'è un pezzo primo di me. dopo i Cosang. Esatto. Senti, adesso a volo qualche domanda seria, altrimenti pensano che qua. Ma il disco dei Cosang quando è uscito è stato una forza, no? In tutta Italia, anche per voi. Dove c'era in Torione, quella, sì, sì. assolutamente. Finirono su Rolling Stone perché appunto raccontavano comunque questa realtà appunto comunque cruda. A me loro piacevano e piacciono un sacco tuttora, anche adesso che comunque sono solisti. E poi con Luca appunto siamo molto amici, però prima di tutto la musica e tanto rispetto. Perché molti napoletani fanno così. Ah sì? No, invece siamo gasati, sì.
Le ascoltate perché trovate. Tra l'altro trovate una corrispondenza. Ma poi parliamoci chiaro, cioè noi siamo tutti gente di casa, io, lui, il mio compagno, siamo tutti gente di case popolari, no? Alle case popolari siamo tutti terroni, siamo, capito? Non ci sono i nordici, no? Di conseguenza ascoltiamo queste canzoni qua, no? Cioè soprattutto noi da ragazzini uscivamo in questa combricola e le canzoni che giravano erano queste, neomelodici, napoletane, cioè non c'era né la house né la discoteca. A me è arrivato molto prima il neomelodico e dopo il rap, cioè il rap l'ho scoperto molto dopo. Assolutamente, perché poi tra l'altro c'è una corrispondenza tra le tematiche affrontate dai neomelodici e le vostre. Ma in realtà, cioè, esatto, sono molto hip hop anche i neomelodici, perché comunque parlano della tipa, dicono come si chiama. Facci l'applauso che ha detto una cosa che diciamo da sempre. Senti, ma a Vimercate potrebbe essere girata una roba come Gomorra? No. No, perché? No, perché mancano i luoghi, non perché non ci sta. Vabbè, al di là di tutto. Gomorra racconta comunque la realtà di Scampia, bene o male, comunque è una realtà molto più cruda della nostra. Però ti dici finché è una serie comunque, sai, di attori, però anche a livello proprio visivo, come location di Mercate, non è che ti dico che sia il posto più bello del mondo a livello di gente che ci sta, però a livello visivo è molto carino, cioè comunque arrivi è piena di verde, cioè sei in Brianza comunque, capisci? Tu non sei mai stato a Scampia, però guarda che c'è tanto verde, ci sono dei parchi meravigliosi. Però ci sono anche tanti posti crudi, cioè un posto come le vele non c'è a Vimercate. E perché ci fanno vedere solo le vele? Ecco perché certe volte la gente di Scampia si incazza con l'uomo. No, altra, non sto dicendo che ci sono solo le vele, sto dicendo che però ci sono, quindi se vuoi fare un'immagine, se vuoi dare un'immagine cruda di quella realtà, riesci a farlo attraverso le vele, no? A Vimercate un posto come le vele non c'è, quindi puoi girare dove vuoi, puoi girare, ma non trovi un posto così crudo, così forte a livello visivo. Ma è giusto che tu conosca solo le vele, perché sono quelle che fanno vedere. Invece ma in realtà ho visto un sacco di documentari, un sacco di robe. Marte, la radio delle contaminazioni. Sentite, ma posso chiedervi di improvvisare una cosa insieme? Proprio a cappella, tu che fai la tua voce melodica, proprio Napoli, e lui che fa una roba così, un freestyle. No, sai perché vengono troppo brutti i freestyle in radio? Te lo dico col cuore proprio, perché il freestyle non esiste proprio, No, sai perché? No, te lo spiego io perché. sono più grosso di te, io sono uno zio tuo, zio, sono un tuo zio. Allora zio, ti spiego perché vengono male, perché il freestyle è fatto di improvvisazione, è istinto, non ci pensi alle cose che dici. Siccome le battle di freestyle principalmente sono insulti alle madri, robe volgari così, no? Nel momento in cui io devo censurarmi. No, tu qua non ti devi censurare, tu insultaci Salvini e avrai il nostro appoggio. Poi vengono fuori le cazzate, guarda che non è idea, guarda. È troppo un bravo ragazzo, guarda. No, ma questo è un disgraziato, che bravo ragazzo. Se uno proprio, capito, attentissimo, capito? Giustamente dice non mi va perché sarei snaturato, non sarei me stesso. No, faccio una roba che dico, magari do al 50%, uno che ti ascolta poi si fa un'idea sbagliata, no? Invece se volete andare a vedere, cercate Amy Skill Freestyle su YouTube, ci sono tutte le battle dove insulto le mamme di tutti alla grande. E poi proprio le mamme, non ho capito. Non lo so, periodo lì. No, poi in realtà il livello quando si alza non si fa più, però diciamo che tutti quando iniziano il trip è tua mamma è così D'Agostino, tu hai mai scritto un testo in cui insultavi qualcuno, in cui prendevi per il culo qualcuno? No, assolutamente. Vabbè, ma io c'ho una linea. Sì, ma è mai successo che dei cantanti invece napoletani tra di loro insultassero le mamme? In privato sì, penso. Ma in privato sì, tanto. Beh, ma anche lì nel freestyle finisce lì, non va nelle canzoni dei dischi. No, io volevo dire un'altra cosa, che magari loro fanno un freestyle in privato, no? Capito? Ma io ne ho fatti freestyle. I freestyle li ho fatti io, li ho fatti per rivalità, uno chiama l'altro, mamma te una zoccola! Tra l'altro vi svelo una curiosità. La vuoi sapere una curiosità, zio? Sì. Sai da dove arriva sta roba del freestyle? L'ho saputo da poco, cioè giuro che non ci credevo, dagli eschimesi. Cioè pare che ci sono dei popoli che vivono nell'igloo che quando tipo litigano non vanno con la violenza, si beccano e tipo tutto il villaggio assiste a questi che improvvisando si insultano in rima e c'è una sorta di giudizio popolare. Chi perde ha torto, in poche parole. Oh, è stupendo. Pensate che roba. Questo me l'ha spiegato un Ghost Rider, uno che scrive i libri. Però è una maniera anche civile, no? Per affrontarsi in realtà. Sì. Dicono ci insultiamo, parole. Niente violenza, niente male. No, a Napoli per tu freestyle Parker. Paccheri, sai cos'è? Schiaffo! Lo schiaffo. La sberla. Allora, grazie ancora a Amy Schilla.